Al via ieri sera a Grotta in piazza Umberto I il premio Martoglio giunto alla sua 19ª edizione, una serata piacevole all'insegna dello spettacolo che ha visto premiati grandi attori come il siciliano Tuccio Musumeci che ha anche intrattenuto il pubblico con simpatici ricordi della sua carriera, quindi è stata la volta dell'attrice catanese Francesca Ferro che ha anche recitato un brano teatrale, poi il musicista agrigentino Tommy Sinatra che si è anche esibito in una delle sue performance sempre di grande spessore musicale. La serata è stata condotta da Francesco Bellomo e Martina Di Fonte. Il premio è stato ideato e diretto da Aristotele Cuffaro, presente anche il primo cittadino di Grotto Alfonso Provvidenza e numerose autorità recatesi a Grotto proprio per assistere alla manifestazione culturale. È un grande onore ricevere questo premio. Io sono cresciuta con i testi di Martoglio perché mio padre è stato un grandissimo estimatore e trovo che sia addirittura stato sottovalutato come autore. Quindi sono orgogliosa di essere siciliana e di prendere un premio di un personaggio del genere perché voglio continuare oggi per i giovani la nostra tradizione che è così importante. Ma lo sai che io sono venuto a Grotte una quarantina d'anni fa e ho incontrato il sindaco di allora che mi è venuto a trovare, Giambra, mi ricordo, e abbiamo fatto uno spettacolo, ma guarda, 40 anni fa, non qui, e c'era una scuola in un'altra piazzetta simpaticissima e mi fa piacere tornare. L'altro giorno, venerdì scorso, mi telefonò Pippo Baudo, mi disse: ma tu ci sei stato a Grotta, non ti ricordava? E io, ma quando? Sono qua, sono contento di ritornare qua. Perché questo è un premio che ha avuto anche Pippo Baudo. Sì, sì, dice che, me l'ha detto il Cuffaro adesso, e dice che ha avuto lui questo premio e poi non so chi è venuto oltre, non so. Maestro, recentemente lei ha avuto un grandissimo successo per la parte nel Macari di un siciliano nostro qui, Sì, sì. credo che sia. Ora dovremmo fare la Savatteri. Gaetano Savatteri, e dobbiamo fare ora la terza serie, dice di iniziare perché la RAI voleva 2 puntate, invece facciamo forse 4 puntate, iniziare a marzo, ma ancora non mi hanno dato nessuna comunicazione. Altri progetti nonostante la sua età giovanissima? Dunque io ho raggiunto 88 anni, lo sanno tutti, va bene, poi Michele Guardì, che lo portai io allora a Roma, con suo cugino, mi ricordo, ragazzo era, va bene, che mi ha festeggiato, io ci dico, 88 quando fanno? 16, ancora sogno minorenne, perciò posso continuare. Il livello del teatro siciliano come lo giudica lei? Beh, io il teatro siciliano, diciamo, più i vicereali, questi grandi De Roberto e cose, l'abbiamo portato in tutto il mondo. Poi Pipino il Breve di Tone Cucchiare, bene, siamo stati in tutto il mondo, 50 anni, e lo rifacciamo quest'inverno, se ho la forza di stare abbassato. Il teatro dipende da zona a zona. Cioè, per esempio, io mi ricordo il teatro, quello siciliano, martogliano, oggi è un po' lungo. Oggi la gente vuole assistere a spettacoli velocissimi, che durano 1 ora e mezza. I 3 atti sono un po' pesanti. E poi speriamo, noi al Teatro Brancata abbiamo molti giovani invece che vengono, questo l'abbiamo notato, come anche a Palermo, io sono stato con un Carriglio quando il Teatro Biondo funzionava bene con Carriglio, e io vedevo che facevamo tutti questi lavori siciliani, la folla era bestiale, ma di giovani anche. Guarda, è un premio prestigiosissimo, è uno dei coronamenti nella vita di un artista. Sono felicissimo di essere qua assieme a Tuccio Musumeci e a Francesca Ferro, ringrazio la giuria di avermi scelto e sono felicissimo di essere qui nella cittadina di Grotte, dove io ho passato tanto tempo della mia vita assieme a Racalmuto, dove ho studiato solfeggio col maestro Mannella. Sono felicissimo, dico doppiamente, per tanti motivi. C'ho mia figlia questa sera qui che mi assiste in pubblico, per me è una grande gioia, sicuramente sarà una bellissima serata.
Ricordo sempre le parole di Guardì recentemente in una manifestazione di San Calogero che diceva quanto sei bravo e ti ha portato anche alla RAI. Ricordo anche il tuo aneddoto che lo fermasse all'aeroporto prima di partire per fargli sentire un pezzo e ti disse subito vieni alla RAI. Sì, Michele fa parte della mia vita, è un personaggio, il regista a cui devo tutto nella mia vita. Lui mi ha insegnato il 90% di tutto quello che so nella mia carriera artistica. È una persona che io adoro, a cui voglio un bene dell'anima, e fu un fatto veramente particolare. Mi imposi con la mia chitarra e questo cambiò la mia vita. Aristotele, il premio Martoglio giunto alla 19ª edizione che vede oggi premiati qualificati personaggi dello spettacolo e non solo. Sì, siamo alla 19ª edizione, si arricchisce l'albo di altissimo profilo dei premiati delle varie edizioni del premio Martoglio. Quest'anno il re del teatro siciliano Tuccio Musumeci, poi la figlia d'arte Francesca Ferro che gestisce il teatro, è il direttore artistico del teatro Angelo Musco di Catania, e Tommy Sinatra, il chitarrista di fama internazionale che insomma ci allieterà anche questa sera con il suo virtuosismo. Un'edizione di tutto rispetto, l'anno prossimo ci sarà il ventennale e il premio oramai è un fiore all'occhiello della nostra comunità, della nostra città di Grotte, ed è un inno alla sicilianità. Si pensa già alla prossima edizione, cosa ci sarà in cantiere, visto che sarete alla 20ª edizione, immagino e penso qualcosa di particolare, Aristotele? Sì, già ci metteremo al lavoro subito dopo questa edizione, sicuramente sarà una grande festa, non voglio anticipare nulla, però sarà un'edizione, come hai detto bene tu, particolarissima. Sindaco, parliamo di questo premio Martoglio che porta avanti la città di Grotte da tanti anni, cosa rappresenta dal punto di vista culturale? Rappresenta una cosa molto importante. Innanzitutto tengo a sottolineare che siamo arrivati alla 19ª edizione. Il Comune ha sempre supportato con gioia e con affetto questo premio, anche finanziariamente, infatti non bisogna dimenticare che il Comune di Grotte è sempre vicino e supporta concretamente le manifestazioni culturali. Il premio Martoglio inizia questo splendido mese di agosto culturale che si chiuderà con il premio intitolato Leonardo Sciascia, il premio Racalmare, quindi due grandi manifestazioni culturali che arricchiscono senza dubbio la nostra offerta culturale. Peraltro anche quest'anno come amministrazione abbiamo organizzato una splendida estate e questo premio rappresenta una delle punte di diamante dell'organizzazione appunto che abbiamo allestito, che abbiamo messo all'impiedi. Ormai praticamente andiamo di pari passo, passano gli anni per me e quelli per il primo Martoglio, solo che io vado indietro, il primo Martoglio fortunatamente va avanti, quindi sono molto contento, ormai è una tradizione che si rinnova, spero di non superare Baudo con gli anni in cui ha presentato Sanremo. E devo dire che sono anche molto onorata perché per il secondo anno sono qui e grazie a chi mi ha dato l'opportunità sono onorata di stare in questa città meravigliosa e in questa location. Non vedo l'ora di conoscere i nuovi ospiti, i premiati e di iniziare questa bellissima serata. Il tuo disco per ora sta andando forte su Spotify, ti aspettavi questo successo? In realtà no, non me l'aspettavo e sono molto contenta, grazie anche a Francesco Bellomo che è il mio produttore, non solo a teatro, al cinema ma anche in questo campo musicale. Sono molto contenta, continuate ad ascoltarlo su Spotify, si chiama Luna Piena e anche su YouTube c'è il video ufficiale. Progetti per il futuro? Per scaramanzia non li dico, però ce ne sono tanti, abbiamo una bella stagione teatrale, cinematografica abbastanza piena, quindi si lavorerà tanto, abbiamo ripreso finalmente e ci siamo insomma.